Una delle cose più importanti di questi incontri è che voi siete protagonisti, sia per motivi di schema, ma sia per motivi di ruolo. Per cui adesso io veramente, Silvio, tu togli la parola, se vado oltre 5 minuti, vi faccio una soasa della situazione e poi partite con le domande, anche le più banali, anche le più semplici, perché in questa maniera qua, parte che ci tenete svegli e creiamo interesse. Cominciamo con la domanda. La lettera iniziale che abbiamo fatto. Sì. È sufficiente o bisogna fare causa civile? E Allora, poi un'altra cosa volevo chiedere, le obbligazioni scadenza 2018-2020 che ci hanno convertiti in azioni prima del tempo, una cosa legale e una cosa... Così sì, vabbè. Allora, prima domanda. Possiamo riprendere e poi trasmettiamo? La domanda, la prima domanda per tutti. La lettera che è stata fatta, che stiamo facendo, chiedo scusa per i ritardi, ma ho avuto un problema, ho avuto un incidente una delle mie collaboratrici, e quelle che faremo per quelli che vorranno aggregarsi, è sufficiente per interrompere ogni termine. È sufficiente per dire: banca, sappi che c'è non Rossi, tranquillo, che ha visto che gli è arrivata la lettera con 10 centesimi ed è contento, o comunque non dice niente. No, siamo arrabbiati, responsabilmente arrabbiati, ti avvisiamo con la lettera di fila che richiamava a dire: 1, dammi tutta la documentazione, 2, interrompo ogni termine, 3, dammi indietro i soldi per un acquisto che non dovevo fare perché tu dovevi avvisarmi che è un acquisto non responsabile, non con un consenso responsabile. Poi vi dirò le novità molto positive di questo arresto di Consoli. E quindi con questa strategia, dopodiché si apre una stagione un po' necessaria, anche se non ritengo darà molti frutti, la stagione di qualche mese, a partire da ottobre, dei tentativi di conciliazione, dei tavoli di conciliazione, del mediatore bancario. Sono tentativi necessari perché evidentemente una causa comunque affrontata con l'assistenza del Codacons, comunque è sempre un costo ed è sempre un'incognita. Quindi per me è l'ultima spiaggia, questo che sia chiaro, noi se non le facciamo siamo più contenti. Perché noi tutti diamo i risparmiatori, non siamo un'agenzia di occupazione per gli avvocati. No, non a caso ho parlato di un avvocato in cassa integrazione. La cosa che verificherà in questi 3 mesi è se questo tavolo partirà per davvero, perché il tavolo c'è in effetti, ma quando vengono chiamati o non si presentano o dicono non c'è margine per conciliare, quindi perdita di tempo e basta. Però è necessaria perché è un'altra tappa per un'eventuale causa, non per fare causa, per l'eventuale gradino successivo. Io sono convinto che sia Iorio che Carlos vogliono ricostruire un rapporto di fiducia che richiamava il sindaco prima, fondamentale, perché quello che è successo noi non ce ne stiamo accorgendo, ma è saltata una rete di relazioni di fiducia nelle comunità che prima di ricostruirla ne erano passati. Quindi hanno voglia di farlo, però hanno un limite enorme. Loro hanno stanziato prima, per esempio per la Vicentina ha stanziato prima 650 milioni per il contenzioso, poi ha visto che non bastavano, l'ha portato a 750, ma non basteranno neanche quelli e dovranno salire, e i soldi per sé ci sono, per cui sotto questo profilo qui noi dobbiamo dire, perché lui ha fatto la cosa, quindi la lettera, risposta, la lettera è necessaria, fatela con noi, fatela con qualcun altro, prendete quello che facciamo noi e per risparmiare l'iscrizione copiatela e fatela voi, ma la lettera va fatta. Spiega che lettera è così. È una lettera che ha 4 obiettivi. L'oggetto è diffida, cioè
amico, quel contratto mi hai fatto comprare delle azioni che io non volevo comprare, cioè che io ho comprato su presupposti che si sono verificati fasulli. Cioè io compravo pelle e mi sono trovato plasticato, volevo comprare legno e ho trovato compensato, cioè io ho trovato una cosa, io ho comprato una cosa, ho chiesto una cosa, tu mi hai detto ti do quello che tu vuoi e non era quello che io volevo. Il contratto è nullo, in sintesi. Non è, guardate bene, non è che io sono andato lì e ho comprato un lingotto d'oro, l'oro è sceso perché hanno scoperto una formula chimica per fare l'oro con legno o con i sassi e l'oro è crollato da $1.300 all'oncia, è sceso a $100 e io ho perso tutto. Non è questo, a noi non è successo questo. A noi è successa una cosa diversa. Io ho comprato dell'oro e a caso ho tolto la carta e c'era del legno. Cioè sono due cose diverse. Nella prima io ho fatto un'ipotesi che l'oro sarebbe salito e invece è sceso, se non lo compravo. Nell'altra ipotesi io volevo comprare una cosa sicura, solida, i bot del Veneto, i bot delle popolari, e loro mi hanno venduto una roba, e qui ti verrò dopo a spiegarvi quanto è importante quello che ha fatto la Procura di Roma con l'arresto, quindi quella lettera è essenziale, dice dammi quelle azioni, io non le voglio più perché ho comprato su presupposti ingannevoli. Quindi, ogni termine che decorre da quella data, perché per esempio se passano così 10 anni, per le azioni comprate prima del 2016 c'è 10 anni di prescrizione per chiedere il risarcimento di quell'acquisto e quindi ci pone un problema. Io trovo il metodo, noi cerchiamo il metodo per recuperare anche quello e poi spiegherò come, ma cioè interrompere i termini, perché per esempio quando ricevete un prospetto bancario sapete che sono 3 mesi, 6 mesi e quindi noi interrompiamo i termini. La terza cosa che chiediamo è tutta la documentazione. Molti ce l'hanno, ma noi chiediamo lo stesso, moltissimi non ce l'hanno e quindi è necessaria, perché la documentazione tenderà a dimostrare che se avete comprato le azioni del 2008-2007 e la società era di classe B e voi eravate stati classificati classe B, dimostra poi che invece loro hanno fatto due cose: o vi hanno fatto firmare quella lettera là, oppure vi hanno rielaborato il MIFID classificandovi da B, C a D e quindi compatibili con il rischio dell'azione, capito? Allora due vie avevano: o vi infilavano la clausola ha insistito lui, io non volevo, ha insistito lui, oppure vi cambiavano il MIFID e vi facevano scendere alla classe D e quindi diventava compatibile. Quindi, allora, diffida, voglio dietro i soldi, il contratto non mi piace, mi avete ingannato, voglio dietro i soldi. 2, voglio tutta la documentazione. 3, i termini interrotti e avanziamo riserva. Guardate, questo è molto importante. Dei danni esistenziali subiti. Ma voi vi rendete conto che un genitore che ha dato ai figli le azioni come atto, che ha intestato alla moglie per la sua vecchiaia di queste azioni, l'autorevolezza di un genitore che ha gestito il patrimonio familiare e si trova a fare la figura del pirla, per dire lombardo, la sua credibilità, la sua autorevolezza. Questo per dire una cosa che mi sta a cuore come genitore e nonno. Ma l'altra, in cui c'è gente che non dorme la notte, ci hanno telefonate quando mi hanno guardi, dice l'avvocato, più di 2 notti non riesco a dormire. Cioè, tutti questi danni qua sono danni conseguenti a un comportamento illecito e come tali vanno risarciti. Noi abbiamo diritto anche di questi danni. Ovviamente c'è un dettaglio, bisogna documentarlo. Quindi lo dico per chi non riuscisse a dormire o prendesse degli ansiolitici o magari qualcuno ricorso anche allo psicologo, di conservare documentazione, perché su questo, lo garantisce la mia esperienza di avvocato, portiamo a casa anche il risarcimento. E sui soldi che abbiamo messo, cosa chiediamo noi? Quando chiediamo indietro i skate? Gli skate che ho dato, non gli skate dell'azione che valeva 62,50. Io le ho comprate nel 2010, valeva 58, io chiedo indietro il 58. Però chiediamo indietro il 58 più gli interessi.
Molti hanno fatto l'ammortamento, perché si avvia fiscalmente, avete presente questo termine? Per le aziende. No, Per le tasse. No, quando voi se l'avete comprate a 30 euro e le andate a vendere a 62,50, c'era il capital gain. Allora la banca vi inseguiva, non ho capito il perché, vi inseguiva per farvi fare l'affrancamento. L'affrancamento. Anche lì, se tu banca mi hai fatto fare l'affrancamento, io l'ho fatto sul presupposto che quello era il valore. E quindi io chiedo indietro i soldi dell'affrancamento. In via subordinata chiederò indietro i soldi che ho pagato più il costo dell'affrancamento, ma proprio in via subordinata. In via teorica io ho titolo a chiedere a te che mi hai fatto fare, mi hai suggerito, mi hai indotto, perché noi dormivamo tranquilli a casa e ci hanno detto vieni a fare l'affrancamento. Anzi, molte volte hanno fatto fare l'affrancamento in maniera bastarda. Pensi, se vuoi vendere, allora intanto fai l'affrancamento e poi vendiamo. Poi non ha venduto e sei rimasto con l'affrancamento, col costo dell'affrancamento. Oppure pagare anche la perizia. Sono tanti affrancamenti facevano pagare al cliente la perizia. Anche questo per esempio, vedete, io ne seguiamo a livello vedo, ormai siamo sul 900 e questa di pagare non è ancora venuta fuori, quindi Perlomeno a parole magari, poi facevano. No, molti hanno portato, molti portavano la perizia del tribunale, quando molti gli hanno esibito una perizia che prende questa qua, per l'affrancamento c'era bisogno di una perizia. E loro la quindi la lettera serve per 4 cose, ripeto, per chiedere indietro gli schemi, per interrompere i termini, per chiedere la documentazione e i danni che dimostreremo in seguito, non dico quali, ogni sera richiede i danni in seguito. Scusi, Il signore aveva chiesto delle obbligazioni. Sì, se delle obbligazioni adesso per le obbligazioni là, per le obbligazioni là c'è una situazione assolutamente favorevole a noi, perché quel tipo di obbligazioni, Quelle convertenti, sì, giusto? bravo, perché quelle obbligazioni sono state vendute come conversioni convertibili senza precisare che la conversione non faceva capo a voi, ma di fatto faceva capo alla banca. Nessuno di voi, quando ha comprato quelle azioni, credo, fosse stato informato che la banca poteva convertire quando voleva lei, ma tutti voi l'avete pensato, compro le obbligazioni, tanto ci interessa. Poi, se l'azione sale, le convertirò, se l'azione non sale, avrò indietro il mio capitale. Questa è la logica con la quale uno ha comprato quelle obbligazioni. È corretto questo? Sì, le hanno convertite in automatico. Loro invece a maggio del 2015, avendo bisogno di capitale per sostenere il famoso CTR che citava lui, le hanno convertite a 48 e così hanno sottratto dalla voce passivo obbligazioni, che è un debito, le obbligazioni, le hanno inserite in patrimonio netto attivo attraverso le azioni. Seguite? Questo loro hanno fatto. Ma è evidente con un'obbligazione che nel 2015 era non solo di classe D, era ormai proprio straspazzatura, la conversione che loro hanno fatto non poteva avvenire nei confronti di un risparmiatore che non aveva comprato azioni, aveva comprato obbligazioni e era classificato, mentre per le azioni hanno fatto firmare quella formula trappola, per le obbligazioni non l'hanno fatta firmare, non mi risulta per tutti. Quindi alla domanda rispondo che sulle obbligazioni abbiamo ragionevoli presupposti per dire che quel contratto era inadeguato alla tipologia del risparmiatore alle quali è stato venduto e quindi come tale, addirittura a livello di PCE, è stata fatta un'osservazione di carattere generale. Quindi presumo che quelle obbligazioni là, secondo me, nelle ipotesi non buona, ottimistica, ma non da sogno, potrebbero essere tutte quante annullate quelle conversioni e restituite in linea capitale agli obbligazionisti, perché è un prodotto non adeguato alla tipologia del risparmiatore che l'ha comprato, perché quelli vanno ad altre tipologie. Sono stato chiaro su questo? Bien.
caso della lettera che lei diceva, no? Allora, per quello che mi riguarda, cioè proprio parlando con lei, io avrei dovuto scrivere, ho scritto insomma tramite lei una lettera alla banca ancora in aprile. A tutt'oggi la banca non mi ha risposto. Però mi ha mandato adesso i primi di luglio il resoconto di quali sarebbero attualmente il valore delle mie azioni. Insomma. Ma fa per Quindi, è di... allora vuol dire che sta lettera cos'è? Carta storica? No, non si preoccupi, no, ma è una partita. No, loro anche, tra l'altro, avvocato, quando rispondono, anche se rispondono fregnacci, magari giriamola per conoscenza, così loro rispondono la Vispa Teresa, Giuliva e basta, cioè non entrano nel merito, loro rispondono con un ciclo stile di questo genere. Ma non è un problema, il problema è questo, noi mettiamo il punto. Dopo loro continuano con la loro burocrazia e a gennaio dell'anno futuro manderanno il prospetto semestrale del secondo semestre, cioè, loro vanno avanti per la loro strada, evidentemente, noi per la nostra. L'importante è che noi, se lei non avesse fatto la lettera e avesse teso, dico l'unico elemento che ho chiaro, le avesse comprate le prime nel 2006, a giugno 2006, non avesse fatto la lettera, già sarebbero state perdute le chance per la più agevole azione di annullamento, avendola fatta entro 10 anni e dentro. Dopo 10 anni, quindi, ma questo non vi preoccupate su questo, qua sarà una partita in cui noi facciamo il nostro spartito, loro fanno il loro. Al tavolo di conciliazione loro diranno, per esempio, nel caso di quelle più palesi, ho dei casi in cui hanno fatto comprare, hanno prestato 6.250 euro a un giovane che stava aprendo l'azienda, gli ha fatto l'azienda, un'impresa, un professionista, 20 anni, 21 anni, gli ha fatto comprare azioni, gli ha fatto comprare 6.250 azioni, gli ha fatto un prestito per 5 anni. È chiaro che quel contratto è nullo, no? Ma loro non potranno mai riconoscerlo, perché se lo riconoscono si apre una voragine, quindi loro tenderanno ad allungare i tempi fino a quando la gente è stanca. Sapete, prima che cominciassimo, anche grazie a lui, una campagna di martellamento, che erano 6.000 le proteste. Fino a 2 mesi fa le proteste erano 6.000 su 220.000, cioè manco il 3%, che voleva dire che il 97% già contento. 6.000. Adesso posso leggere una frase di Cappelleri? Posso? Certo. Il tavolo di, mi hai detto il tavolo di? Mediazione. Il tavolo che stanno rinviando a ottobre, il tavolo di conciliazione. Cappelleri ovviamente è molto prudente nelle sue affermazioni, no? Cappelleri è il produttore capo della Repubblica, forse potrebbe essere anche meno prudente, no? Questa è la mia annotazione. Ha detto questa frase che forse è sfuggita a qualcuno. Ha detto potrebbe essere necessario in maniera leggo quello che ha detto, non mi sto, l'avevo scritto ma virgolettato, è necessario in maniera fatale di decidere di adottare o no delle misure di cautela reale, poi tradurrà lui, sottinteso verso la Banca Popolare di Vicenza. Ovviamente se la banca nel frattempo riesce a tacitare tanto più posizioni, tanto più ci toglie lo spazio di necessario intervento, ma ciascuno segue la sua logica. Lo spiegherà Mazzulli, ha detto in pratica, cara banca, traduco, poi tradurrò meglio, o ti sbrighi a fare degli accordi con i soci, quelli che ne hanno diritto chiaramente, o ti sbrighi e ci togli occasioni per intervenire, altrimenti addirittura potremmo adottare misure cautelari, che vuol dire non i sequestri dei beni di chi è stato responsabile, ma proprio sequestri della banca. Questo significherebbe il fallimento della banca. Bravo. Il messaggio è molto duro, Bravo, adesso scusa hai fatto bene a dirlo. Ha dato fretta. Poveri anime, cosa riusciamo a capire che differenza c'è tra fallimento e non fallimento? Perché pagano delle banche della signora che più o meno prenderanno soldi che sono fallite. E noi con le azioni a 0,1 non prendiamo niente. Allora, domanda opportuna che fa pulizia. E qui per esempio devo dare, e spero che il sindaco mi dia una mano perché i ripetitori intelligenti sono fondamentali.
perché c'è grande ignoranza. Voi sentite questa frase qua, la sentite per televisione, adesso la dico. Alla banca dell'Etruria, dove c'era il papà della Boschi, gli attuali schei pubblici. A noi altri siamo i soliti venetamoni, calci nel sedere. Frase? Ci siamo? Tradotta in verità. La Popolare dell'Etruria è fallita e gli azionisti non li sentite neanche nominare. Voi sentite nominare gli obbligazionisti, che c'è una roba diversa. Degli azionisti dell'Etruria nessuno prende una lira, perché quelli sono falliti e l'azione è una partecipazione del capitale. Ci siamo? Quindi prima affermazione. Seconda affermazione, grazie al fatto che sto governo di merda, tanto per esasperare il concetto, perché così prendo subito il consenso, sto governo di merda, tutti d'accordo, ha tirato fuori con l'idea di Atlante 2.500 milioni, e ne ha messi 1.500 nella Popolare di Vicenza e 1.000 e non li ha fatti più fallire. E quindi tutti gli obbligazionisti non stanno in fila a chiedere fino a 70.000 euro con il certificato ISEE per avere il rimborso, eccetera, eccetera, 80%, però chi ha più di 35.000 euro non ha il rimborso. Cioè, no, non ha bisogno, perché prende tutto il suo capitale, perché la banca non è fallita e quindi la mia obbligazione verrà onorata, come sta per essere onorata quelle che scadevano a ottobre, a novembre, eccetera. Infatti, chi è appena attento ha visto che 6 mesi fa le obbligazioni erano scese da 100 a 60, appena è stato Atlante sono tornate a 100. Se uno le voleva vendere a marzo-aprile, quando la banca stava fallendo, non vendeva, adesso teoricamente potrebbe vendere a 100 o 99, tanto per. Quindi, per rispondere, noi, per una serie di circostanze che non meritiamo, non mi importa, siamo stati privilegiati. Infatti, noi stiamo combattendo non in quanto azionisti, questa è la differenza, perché per 1 anno e mezzo ce l'hanno menata con il bilancio della banca, trasformiamo in SPA, ripartiremo, le azioni saliranno, cioè ci hanno menato l'illusione che il titolo era un titolo che stava subendo una depressione e che però doveva salire e che noi dovevamo fare il tifo per tutto questo. Tanto è vero che ci hanno chiesto un aumento di capitale e a qualcuno, quelli che hanno visto che era i più barbagianni, che anche telefonavano, guarda, compra le azioni e qualcuno mi è venuto e mi ha avvocato, cioè, gli ho comprato a 62, mi ha detto che c'erano a 10 centesimi, mi ha fatto vedere il prospettino, se ne compravo 50.000, poi andava a 50 centesimi, guadagnavo e tornavo pari. La mamma dei Morelli è sempre incinta, non devo dire. Però ci hanno provato, poco con la Vicenza, abbastanza ma poco, in maniera selvaggia con la Popolare ci hanno provato con Veneto Banca e li ho denunciati e la Guardia di Finanza che è arrivata a Montemilluna è dovuta a una denuncia che ho fatto io, perché durante l'aumento di capitale inseguivano la gente ancora a cercare di vendergli la patata. Allora, ho risposto con chiarezza, noi abbiamo una posizione privilegiata perché la banca è solida e quindi paga i suoi debiti, come dicevo prima paga i debiti, paga le retribuzioni, la pubblicità, i 600.000 euro alla AC Sport Vicenza e paga a Rossi, qui ha fregato 64.000 euro e 250 e gli ricordo in questo. Siamo sicuri che ci sono questi soldi? Su questo, Io dice le casse sono vuote. ma certo, allora faccio un esempio di questo genere. Di insistere. No, ma voglio dire, io non solo dico che ci sono, ma per riprendere il discorso che ha fatto lui, i soldi ci sono e non ci sono per un atto di generosità. Non è che Iorio mattina si alza e dice devo portare a casa quest'anno 3,5 milioni di euro, pensate. Ho faticato, però insomma 3,5 milioni e molta gente ha perso tutto e ha una crisi di coscienza. No, lo fanno perché se loro non tacitano i creditori, il magistrato sarà costretto a sequestrare presso la banca in maniera selvaggia le risorse per tutelare i truffati. Se loro non soddisfano, non danno fiducia, continuerà la fuga dei conti correnti e non torna nessuno e gli restano solo quelli che sono in rosso
e non possono fuggire, ma quelli che sono in rosso non danno reddito alle banche, anzi danno guai. Quindi loro sono costretti a fare una politica di attenzione a soddisfare le nostre richieste, perché non ci sarà nessun azionista importante che vorrà entrare in questa banca se dice non ho chiaro, non accendo la luce nella stanza dei danneggiati e stabilisco quanti sono. Voi comprereste una macchina in cui vi fanno vedere 3 ruote e la quarta è coperta da cartone. No, si fa vedere cosa c'è. Non si va avanti con 3 ruote, e la quarta ruota la voglio vedere. La ruota è sapere i soldi che hanno stanziato, 900.000 euro a questo punto, 900 milioni di euro, per risarcire, è un atto necessario per essere credibili sul mercato, e qui arrivo a un altro capitolo, perché tra 1 anno o 2 certamente la banca sarà rilanciata, se si riprende, se Dio vuole, eccetera, eccetera, e dovranno venderla, perché Atlante non intende tenerla per una vita. E a quel punto, a chi la vendono, farà i conti e deve avere una cosa pulita, trasparente, e tutto il contenzioso nostro deve essere stato più o meno definito. Nessuno comprerà una banca dove c'è addosso dove è innescata una bomba, non si sa se è atomica, di quanti megatoni c'è, nessuno. Quindi, concludendo, i soldi ci sono, e aggiungo, e se per caso non bastano, oramai, come si dice in gergo, hanno le palle nel cassetto, perché ne hanno messi 1500 e se non ne mettono, li perdono. Posso aggiungere una cosa? Allora, per rispondere anche in maniera chiara al signore prima, i soldi che ci sono adesso sono un tot, sono messi già a bilancio, sono messi nel cassetto, quei 900 milioni, quello che sia. Tanto più, questo è un gioco, qui c'è una partita, no? Tanto più riusciranno a non avere da fare rimborsi, ristorni a vecchi soci, tanto più quei soldi basteranno. Quindi il loro interesse è andare sulle lunghe ed avere accordi convenienti per la banca. Però siccome le palle nel cassetto, scusa, l'ha detto lui, ve lo ripeto, le hanno già messe, probabilmente se molti soci vorranno indietro, chiamo così, i loro soldi, i soldi attuali non bastano, ma Atlante dovrà mettere altri soldi, altrimenti perde il 1,5 miliardi. Ha messo in conto di metterli, la bravura di Iorio e soci, professionalmente parlando, quindi lasciamo stare, è che meno ve ne danno, più rimangono in banca. Lui ha detto una cosa, e poi chiudo questo piccolo intervento, ha detto nella presentazione del 7 marzo, quando è stato 7 luglio, quando è stato nominato il nuovo CDA, io ho fatto una domanda, Mion, Bragantini, e ho detto, quello di stasera, ma siccome a vario titolo nel bilancio della banca, quindi nel cassetto, sono stati accantonati circa 1 miliardo di euro per cause, rimborsi, danni e così via, questa parte di soldi potrà bastare oppure no? Lui l'ha presa nell'altro senso, è registrato, è pubblicato, ma noi di quei soldi lì ne vogliamo tenere il più possibile, perché quello è un vantaggio per il proprietario. Gli è scappato, l'ha detto apposta. Cioè, è chiaro, no? È chiaro che se io stanzio 900 milioni per pagare i risparmiatori imbrogliati e poi alla fine della partita ne spendo solo 700, ho 200 milioni di più. No? La banca. Cioè, se voi fate un accantonamento e poi spendete di meno, sono soldi che vi trovate. E la procura di Vicenza cosa fa? C'è una domanda in fondo, poi rispondo a questo. Voglio sapere, conviene rimanere clienti della banca o no? Allora, qua una risposta che io do razionalmente. Per quanto faccio una risposta provocatoria, credo che oggi le 2 banche più sicure in Veneto siano la Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Anche per gli interessi che danno. Beh, a parte che loro sanno una politica adesso di coccolamento, eccetera, eccetera, ma sono le banche più sicure, perché non c'è nessuna banca che ha in cassa, diciamo così, 1.500 miliardi, 1.500 milioni e 1.000 milioni dall'altra. Cioè sono banche sicure, sono le più sicure. Una banca cooperativa del territorio, sulla quale non chiacchiera nessuno, mi dà molto meno garanzia. Lo dico, non faccio nomi, però è un dato oggettivo. Però c'è questo problema, la gente, anche se è sicura, non ci sta, ma non perché insomma, voglio dire, non c'è quella fiducia. sì, ma neanche la fiducia, non c'è quel pudore
Cioè c'è gente quando mi porta le carte, viene in ufficio per così, guardi, sono in questa busta, avvocato, le 30 non le voglio neanche lì male a guardare. Figurarsi se può usare in una banca dove abbiamo preso via i soldi in base al principio che siccome è piena di scheghe è la più sicura, cioè anche per rabbia, cioè, però tecnicamente io devo dire, sotto il tecnico, i soldi sono al sicuro. Sono al sicuro, questo è il mio parere naturalmente. Rispondo, che dicevi tu, poi... No, quella è la Procura di Vicenza. La Procura di Vicenza dice, come faccio vedere la seconda prima, dice che loro sono partiti più in ritardo e quindi sono in ritardo rispetto a Roma. Non è vero? Essere battuti da Roma è una vergogna per noi veneti, che quando incontro Zaia io dico pianta questa storia del nord-est e del Veneto razza superiore perché guarda, ci siamo squalificati. Infatti ho chiesto a Zaia, e poi ho visto che l'ha fatto, gli ho chiesto ancora 3 mesi fa di costruirsi parte civile e danneggiati, perché la figuraccia che ci ha fatto fare nel Monte Belluna e Vicenza non è da poco. Io che sono veneziano, quando ho fatto la vacanza dopo il Mose, anche lì il veneziano del Mose, dove si chiede il Mose? Cioè, lo sputtanamento purtroppo corre veloce. Quindi a Vicenza sono convintissimo, anzi faccio la previsione che non solo adesso tanto tu no che piove, ma non andranno oltre, perché i 2 reati che hanno contestato da Roma, che sono aggiotaggio e ostruzionismo ostacoli alla vigilanza, che sono presenti anche qui, secondo me qua a Vicenza avevano più filoni, avevano estorsione. L'ho detto in intervista a noi. Poi avevano anche la buttata là, anche truffa, ho detto. E anche la truffa. Quindi sono, per esempio, ai fini di quelli che hanno azioni prima del 2010-2005, perché molti hanno cominciato a comprare le azioni da ragazzi, sono andati avanti, eccetera. Tutti quelli che hanno comprato prima hanno grandi vantaggi se viene fuori la false comunicazioni societarie e viene fuori la truffa, perché in quel caso là anche il mantenimento del possesso delle azioni è condizionato da una falsa informazione. Cioè se tu mi dici che ho un'azione che vale, che ha quel valore in titolo, eccetera, eccetera, io dico la tengo, perché devo andare a prendermi un'altra roba e tengo questa. Ma siccome quell'indicazione era falsa, anche quelli prima del 2006 secondo me entrano in gioco. Quindi io aspetto con ansia certamente il rinvio a giudizio, certamente l'allargamento del numero degli indagati, perché mi pare pochetti, voglio dire i revisori del conto mi pare il minimo, e l'allargamento dei capi di imputazione. E se in questi qua c'è Dio voglia, io sono convinto che c'è l'associazione a delinquere, siamo a posto, perché con l'associazione a delinquere si consolida il meccanismo truffaldino che in processo ci agevola molto, poi indebolisce molto poi anche la difesa della banca. Domande? Posso aggiungere una cosa? Lui? Posso? Il discorso di Cappelleri o rincorre se ha le prove, deve avere le prove, questo è importante anche voi, o rincorre quello che sta facendo Roma o rischia che gli venga tolta l'indagine, detto in italiano. L'eventuale sequestro dei beni. Sì, prima la signora, perché era in fondo. Realisticamente, no? L'aggiotaggio può valere, visto che insieme all'ostacolo alla vigilanza sono 2 capi d'accusa finora, può valere per gli azionisti che hanno comprato prima degli ultimi fatti, quindi che non compravano carta straccia, ma in teoria compravano azioni che avevano un valore. In parte ha risposto adesso, però con che tipo di causa si può, o con che tipo di strada si può... Ma la cosa ho sulla... visto sul giornale di Vicenza che uno ha comprato le azioni del 2008, ha accusato di falso... consoli, sì. Sì, consoli, non so se è stato assolto. No, è stato invece, non è stato accettata questa. Esatto, sì, infatti io ho fatto un commento. E allora non so se questa sia una via per cui quelli che non hanno comprato le azioni nel momento dell'aggiotaggio, cioè... Ho capito, la ripeto per tutti. Questo, e poi
l'arbitrato Consob di quelli che hanno comprato nel 2014, che via, cioè se la vedete una strada. Allora, la domanda è molto delicata, perché è vero che fino al 2014 c'erano 80.000 azionisti nella Popolare di Vicenza e dopo il 2014 sono stati 120.000, quindi c'è stato quasi il raddoppio, 40.000, aumentati del 50%. È vero quindi che prima erano già 80.000, cioè prima o 70.000 prima del casino, insomma, prima del casino. E questi qua, appunto, come dicevo io, hanno comprato in teoria una cosa buona. Qua nasce uno studio che stiamo facendo con le nostre teste d'uovo, interessante, e ve lo comunico perché così qualcuno può anche avere qualche idea. Ed è questo. Io ho comprato quell'azione nel 2008-2006 e tu sapevi che filiale, sapevi che io quelle azioni le compravo sul presupposto che cercavo un investimento sicuro. E infatti loro dicevano non è quotata in borsa e quindi non sei soggetto agli alti e bassi, no? Questo era come dire, te lo metto a bottega. In musina, no? No, mettevano a bottega dicendo lo mettevano in musina. Vignaiolo diceva non è una pentola di fagioli che vanno su e giù. Non solo giù. Questa è la vera, E quindi loro, allora si pone un problema dell'articolo 47. Siccome non è una pentola di fagioli il risparmio, quando si dice che la Repubblica promuove tutela del risparmio, nasce un meccanismo che l'esercizio del credito è una funzione, virgolette, pubblica. Cioè non è che io e lui ci mettiamo e facciamo banca è maculare un conto. No, devi andare, avere i permessi, avere le caratteristiche, soggetto. Quindi è una funzione molto più delicata, poi è più facile mettersi a fare i medici abusivi e i banchieri abusivi. Questo cosa vuol dire? Che chi lavora in banca, la banca, ha il dovere non di fare il proprio interesse. Questo serve per la scatola di fagioli o per la carne in scatola Simmental, faccio il mio interesse, la vendo. Ma deve stare attento all'articolo 47, che governa e limita i suoi spazi di venditore, perché non può sprecare, non può indebolire, non può portare su cattiva strada il risparmio che gli viene affidato. Allora, rispondo alla sua domanda, nella misura in cui lei ha comprato quelle azioni, ha comprato botte, ha comprato Arca e ha fatto un'assicurazione, cioè ha fatto investimenti classici, da classe D, da classe molto, molto rispettosa, quando il titolo cominciava a scendere, la banca aveva il dovere di informarla e dire guardi, questo titolo non è più coerente con il suo profilo di risparmio. La domanda è, questo obbligo in che misura lo trasformiamo in il mancato rispetto di questo obbligo diventa titolo per il risarcimento? Questa è la domanda che stiamo sviluppando con gli avvocati. Però questa è la domanda, cioè tu banca dovevi informarmi, non come hanno fatto che slargavano il rischio fino alla classe D, se tu eri di classe B per sgnaccarti le azioni, oppure ti facevano firmare quella clausola, mica ho dito alla signora Rossi, ma lei ha voluto, che c'entro io. Capito? Cioè le due vie, o ti mettevano in classe D, oppure ti dicevano l'hai voluto tu e io non c'entro. Noi siamo perché avevano il dovere di dire tu che hai solo questi investimenti eccetera eccetera, guarda che devi dire alleggerito, perché poi c'è anche un altro problema che ho toccato poco, che se queste azioni erano oltre il 30-40% e purtroppo molti erano 70, 80, 90, c'era un problema anche qui di tutela del risparmiatore per avvisarlo, guarda tu sei un ignorante, sappi che esiste una regola fondamentale per tutela del risparmio di diversificare i rischi. Tu non puoi concentrare tutto il tuo investimento 50%, ma è sicuro? No, lo proibisce una norma sulla diversificazione a tutela del risparmiatore. Avete un'arma dalla stampa che nel 2014, anche prima, sia Sorato che Giuseppe Zigliotto
hanno fatto più interviste pubbliche, che noi abbiamo criticato, in cui dicevano che il downgrading, l'abbassamento di rating era un complotto, che non bisognava crederci, ma che tutte le manovre erano manovre complottiste. Quindi loro invece che informare che si andava male, sono dichiarazioni fatte un giornale di Vicenza, quindi non è che... A chi toccava? Nel 2014 la banca ha fatto fare la perizia per il valore delle azioni. C'è un certo professor Momentè che ha giurato davanti a notaio. Queste persone chi sono? Sono perseguibili? Su queste persone lui ha scritto dei pezzi là, sul libro si commenta molto questo passo qua ed emerge, infatti lui ha cercato di intervistarlo, ovviamente non ha risposto, non posso parlare, non posso di quanto hai preso. Purtroppo questo fa parte del meccanismo, cioè questo signore si difende dicendo questi sono i dati, questo ha detto, loro hanno contato le pecore, hanno detto c'erano 1000 pecore, c'erano 1000 azionisti, vuol dire che ogni azione, 1000 azioni, ogni azione valeva una pecora. Il valore di una pecora era 62,50, quanto vale l'azione? 62,50, firmato Montenegro. Ma siccome poi le pecore non erano quelle, e di qui il discorso di Consoli che è stato accusato, che hanno montato, eccetera, per esempio, sempre per quanto riguarda le obbligazioni e le azioni comprate nel 2014-2013, uno degli elementi per comprare le azioni era il dato che la banca sottoscriveva il capitale, ma poi si è scoperto che lo sottoscriveva con le azioni facciate, cioè la gente metteva dentro i soldi da una parte, poi le faceva uscire dall'altra, però intanto faceva vedere, tu dici guarda quanti che corre a comprare le azioni. Quello è stato un altro artificio, a mio avviso, che verrà smascherato dalle registrazioni che stanno emergendo, i documenti. Dalla Sicilia mi sono molto più abili, insomma, mi sono arrivati tutte le fotocopie, anzi scusate l'avvocato, tutte le fotocopie del direttore di banca che riceveva gli dispacci da Vicenza, in cui compra questo, prima questo, eccetera, eccetera, per la prova proprio di un'organizzazione diretta a vendere azioni. E quindi Poi la banca prometteva un'azione... Vabbè, quella fa parte del marketing. Ci mancava che ti desse anche un viaggio alle Bahamas con le Ferilli, quindi, insomma, infatti noi quando prendiamo le azioni, prendiamo il numero delle azioni, le prendiamo per il numero dei soldi messi, dividiamo, quelle gratuite vengono annacquate nel conto globale, le prendiamo in considerazione. C'è una domanda in fondo? L'arbitrato Consul, anzi noi lo stiamo valutando, però il problema è che pensate che per quello che devono ancora partire con la popolare delle Etrurie, eccetera, e il governo ha sottratto alla Consob perché è troppo lunga, deve ancora partire. E anche quella è una via. Le vie sono il mediatore bancario, l'arbitrato, anche la Banca d'Italia, e il tavolo di conciliazione. Quello più efficace è il tavolo di conciliazione perché si fa qua e quindi perché quello della Consob non avviene con il confronto dialettico, né quello della Banca d'Italia. Tu prendi le carte, le pigli e le mandi. E ti rispondono, accettato, ma tanto, ti rispondono. La banca non dà nulla, oppure la banca dà questo, ti va bene o non ti va bene. Mentre la conciliazione c'è già un po' più di trattativa, cioè la banca dice sì, ma questo le ha comprate, sì, però alcune le ha comprate nel 2098, cioè, quindi alla fine comunque saranno fissati solo dei criteri generali con la conciliazione, come avviene? No, la conciliazione avviene così, la conciliazione avviene, uno presenta le sue ragioni, dall'altra parte la banca le esamina e dice se fa una proposta o non fa una proposta. Uno per uno, no? Uno per uno, non è... Ognuno la sua. No, bravo, questo è importante. Solo le associazioni partecipano al tavolo di conciliazione. Cioè non è che Tony va là e va, cioè, no? Solo, neanche Don Torta potrà essere la mattina al tavolo di conciliazione, ma solo le associazioni vanno a fare il tentativo di conciliazione.
mentre il ricorso alla Banca d'Italia e alla Consob, quello lo può fare anche il singolo direttamente senza l'associazione. Ovviamente, come sempre, la competenza in queste cose qua, se si va di montagna a sciare devo prendere il maestro di sci, non è che metti di sci e poi sci. Comunque, devo dire, questo è un impegno che prendo davanti a tutti. Solo le associazioni vanno al tavolo di conciliazione. E le associazioni riconosciute tra l'altro dal CNU. Allora, vanno le associazioni e come portano il singolo caso? Volevo sapere proprio come avviene. Ripeto, il singolo caso. Io raccoglierò, che so io, i 100 casi in cui c'è stato un po' di attività sessuale, cioè il prestito baciato o non baciato, li metterò insieme e li porto là. E cominciamo Toni, loro hanno l'elenco prima, e da Toni c'è. Poi prenderò quelle che hanno comprato le azioni e con le obbligazioni, poi prenderò quelli che, poi prenderò, cioè si fanno gruppi omogenei, anche per questo è propedeutico poi, e qui arriviamo all'ipotesi ulteriore, quando dovesse essere Spirito dalle strade di conciliazione, si va alle cause, prego. Il signore vuoi parlare? Vai. Senta, abbiamo comprato azioni ancora del 76 della banca, che erano sui 5.000 euro l'azione. 5.000 lire. 5.000 euro, 5.000. E ho sempre continuato a comprarle fino dopo nel 98 che ho comprato, avevo una cifra e mi fa quelle azioni vuole che posso comprarle. Sono arrivato a una cifra di quasi 100.000 euro. Però adesso me l'ho trovato con 145 euro. Ecco, la prima domanda che le faccio è: ha mai fatto l'affrancamento? Sì, ho fatto l'affrancamento ancora tanti anni fa. Io ritengo, nel suo caso, le ultime le ha comprate nel 2006? Quando le ha comprate? Adesso non... Dovrebbe essere 2015, 2014, 2015. No, beh, queste ultime vanno, cioè neanche uno... Sì, le ultime a 65. 62. Le ultime, cioè, faccio per rispondere, cioè se uno ne ha prese nel 1900 e poi nel 2000 fino al 2006, 2007, 2010 e poi ne ha prese, non è che tutte quante finiscono indebolite come quelle comprate nel 1900, quelle comprate nel 2014, 2013, se tutelate perché sono in una stagione in cui il frutto era già velenoso e quindi è tutelato. È chiaro che se gran parte delle azioni sono state prese prima, per lei vale il meccanismo. Io avevo un rapporto fiduciario con la banca mi informava, per esempio se aveva altre cose, guarda i bot sono scaduti, compra questo, se c'era un rapporto di consulenza di fatto, al di là del fatto che potesse essere un contratto di consulenza, e non ti ha mai avvisato nel 2011, 13 agosto 2010, che la FICT aveva fatto BBB e aveva già cominciato quella discesa e doveva farlo. Qui nasce quella domanda che con gli avvocati stiamo studiando, se era o no un dovere della banca informare un risparmiatore ex articolo 47 della Costituzione, non uno speculatore, che il suo risparmio in quel titolo era a rischio e quindi doveva liberarsi. Questa è la domanda, ma io voglio dire, non sto a dire, sono convintissimo di sì, anzi adesso lascerò al sindaco chi lo vuole consultare, un articolo sull'articolo 47 che ha fatto un convegno il 22 maggio, è molto interessante, lo lascio, chi lo vuole va al sindaco a farsi istruire. Prego. La domanda è per chi aveva fatto l'onore di poter vendere di vendere. Bravo. Qua bisogna distinguere chi ha fatto la domanda di vendita, queste sono due situazioni qui, è molto complicate. Chi ha fatto la domanda di vendita, no, è molto complicato, è semplicissimo, ma ci sono tanti casisti. Chi ha fatto la domanda di vendita fino a gennaio, esaspero, 2015, quando sono state vendute le ultime degli amici del quartierino, si è creato un meccanismo dello scavalcamento. Cioè io l'ho chiesta nel marzo 14, nel giugno 14, nell'ottobre 14 e mi ha detto che per me la CE non poteva perché adesso
non così più, e nel 2015 Rossi, per dire questo diesel, là, come si chiama lui, va là e a lui dei dati. Ecco. Allora, in questo caso si è indicato uno scavalcamento e qua, secondo me, per uno di carattere giuridico, credo che questo comportamento implichi il diritto agli scavalcati a essere a dare l'eseguito a quell'ordine di vendita. E infatti anticipo che per tutti quelli che hanno fatto l'ordine di vendita noi chiederemo con un'ulteriore lettera il rispetto di questo scavalcamento a tutti quelli che hanno fatto, perché ci infiliamo già in questo capitolo che ha una sua forza, sia perché è illegittimo, ma soprattutto perché a Iorio è scappata in assemblea una frase, cui ha detto tutti quelli scavalcati li pagheremo. Poi lui ha rinnegato questa frase, ma siccome io sono un uomo di mondo, so che lui quella frase là l'ha detta perché aveva fatto un consulto con i suoi avvocati, poi gli hanno detto guarda che qua bisognava pagare. Quindi lui in assemblea l'ha preso l'impegno. Poi dopo, avendo preso visione di quant'era l'ammontare, ha avuto paura e allora ha applicato la regola della dilazione e quindi ha fatto finta che quella frase non l'ha detta. Ma il fatto che l'abbia detta, l'abbia sentita, Emilio, registrato. Ecco, mi conforta che loro stessi, i loro uffici legali, sanno che dovranno sputarli quei soldi. Questi per quelli che l'ha fatto. Ma c'è un problema. Per chi ha chiesto di vendere, e quindi dice, ma non rompere il male, ti rovini, adesso salgono, eccetera, nel momento di firma il saldo, guarda, ti faccio un prestito, e quindi si trova con le azioni non vendute e con un debito davanti. E allora in questi casi qua esaminiamo la situazione del contesto, perché anche questo qui ha odore di truffa, nel senso che se perché il fatto che io non ho venduto non è che io non ho venduto, tu mi hai dato un'alternativa dicendo, anzi ho più di un caso in cui dicevano ti faccio un prestito, intanto le affranchiamo e appena si può ne veniamo, quindi questo ha pagato l'affrancamento, ha fatto il prestito e c'ha carta straccia. Questo è un altro caso. E poi c'è il problema di chi lo ha fatto dopo il 2015, cioè perché molti esasperati sono andati anche a maggio a chiedere, ormai i buoni erano scappati, però qualcuno è andato. Anche questi, a mio avviso, si colgono in una certa situazione, perché una cosa è il principio dello scavalcamento e una cosa è il principio che la BCE a un certo punto, perché il sistema è saltato, perché la banca deliberava di stanziare 10, 20, 30, 40, 100 milioni per l'acquisto di azioni proprie. Cosa faceva? Comprava azioni proprie e poi man mano che arrivavano tordi gliele vendeva, però faceva la compra, perché non sempre c'era chi vendeva e il tordo pronto a comprare, no? Allora bisognava creare una specie di parcheggio, i furbi vendevano, la banca comprava dagli amici e poi via via dispacci le venditazioni ai tordi. È chiaro che se io ho fatto la richiesta di vendita nel maggio 2015, dopo Rossi, non sono stato scavalcato, perché lui è stato pagato, ma poi è stato l'ultimo. Ma comunque io ho manifestato una volontà di vendere e siccome la banca ha giustificato il mancato pagamento con la disposizione dell'Europa, che non voleva così più lo stanziamento, eccetera, eccetera, non è solo lo scavalcamento che mi dà diritto a essere pagato delle azioni che non sono state vendute, rimborsato, ma anche chi l'ha fatto dopo, a mio avviso, può avere buone ragioni di dire, nonostante che la CEE avesse proibito, tu comunque le operazioni le hai fatte e quindi devi tenere rispetto anche delle mie fatte dopo. Questo lo dico perché se salta la giustificazione che l'Europa ha messo il vincolo ma tu l'hai violato, non si capisce perché non lo direi anche a me che l'ho fatto nel maggio 2015. Cioè, se il vincolo che ha messo la CEE
la BCE. La BCE, sei religioso. Ha detto la CEI, io non ho mai interrotto, però la CEI. So che quando parlo della CEI. Io non sono antireligioso, vai, è diverso. So. Allora, nel 2010 io ho venduto una buona parte, sono riuscito a vendere dopo... Nel 2010 si faceva fatica, ma ci si... Ecco, dopo mi sono fatto dei conti in banca e mi ha detto, ma se adesso andiamo a vedere quelli che ti hai venduti, che devi guadagnare. Non capito. E ora, c'è qualche possibilità di avere qualcosa, perché adesso dico ancora una cifra importante, però diciamo superava lei lunga quello che ho venduto, no? No, vabbè, ho capito. Come guadagno. Allora, è una pura coincidenza, non vale nulla. Cioè, il fatto che lei, faccio un'ipotesi come lui, l'avesse comprato tutto nel 1970 e l'avesse comprata a 5.000 euro, quindi a 2,5 euro, e poi le avesse venduto nel 2010 a 55 euro, l'80% e il 20% che è avanzato è grasso che cola perché era valido molto di più, non conta, cioè lei le azioni che ha dal 2010 le tratta per quelle che ha dal 2010. Quello che ha guadagnato... Perché lui passa a dire, ma io alla fine... No, non conta nulla, è proprio un discorso di nessun rilievo, è proprio un nuovo mondo. Lei quelle le ha vendute e quella 2010 che ha tenuto valgono il destino dell'era, che abbiamo definito. Quelle vendute sono... Non è che, cioè lei può fare il ragionamento consolatorio, cioè lei prima di incontrare me, che viveva nel suo sgabuzzino, la sua disperazione solitaria, si poteva consolare da solo dicendo, vabbè, al manco nel 2010 ho avuto un paiolo, ma è un solo ragionamento, quando incontra me, e c'è un profilo strettamente giuridico, lei ha quelle indicazioni. Prego. Chiedevo istruzioni per l'uso chi non avesse ancora fatto nessuna rivalsa. Come cosa credo sia più affidabile delle associazioni, cosa si deve fare? Dove troviamo la modulistica? Possiamo fare due cose, visto che c'è il sito. Possiamo fare dove abbiamo fatto l'olio, a Chiesa e da altre parti. Un pomeriggio vengo qua, o vengo io, vengo il mio collaboratore, e metto a disposizione una sala e via via portate le carte e impostiamo la lettera. Questo lo fissiamo e via. In alternativa, adesso c'è avete un fogliettino comunque, c'è un numero di Vicenza, al mercoledì pomeriggio c'è l'incontro là e venite, incontri tutti i singoli perché in schede peggio dei difetti della moglie, devo sapere solo io e nessun altro, quindi l'incontro è ovviamente come nei salotti della Svizzera, personale riservato, anche se sono amici eccetera, tendo a farli separati per motivi di etica professionale. Allora dico, con il sindaco ci si può mettere d'accordo, mettere a disposizione una saletta, quel pomeriggio eccetera, se sono necessari 2 pomeriggi faremo 2 pomeriggi e lì portate le carte, ma non molte, mi servono quelle in cui c'è il riepilogo semestrale in cui si vede quante sono le azioni e il prezzo medio. Basta, questi 2 dati. Poi ovviamente il numero del conto corrente, il numero del porto. Se avete cambiato banca, mi basta dire, ora trasferite presso A, una volta presso O, tanto perché la posso individuare, e poi i dati soliti, il codice fiscale, anagrafico, eccetera. Con quelle carte là, più una pennellata specifica, tipo la sua, l'ho presa nel 1970, però dopo sempre su sollecitazione del promotore che mi garantiva che non si era spento del fasoio, eccetera, eccetera, ho continuato ad avvocare fino al 2014. Chiedo e dice, poi per ognuno facciamo il lavoro di boutique, nel senso che torna a dire ognuno è un caso un po' particolare. Per esempio, pesa molto, oggi è venuto uno, ho avuto 2 casi, uno a Loria, uno qui a Verla, qua come c'è uno che era figlio 100% invalido, ha ormai la sua età, si è visto il riferimento per il figlio dopo di noi, c'era questa somma che si è svanita. E un altro, che un figlio ha avuto un incidente, questo a Lori, ha avuto un incidente, aveva preso 100-120 mila euro, li ha messi là
il figlio anche lui, quindi anche legge. L'altra, non ne parliamo, quella Mestre, uno che papà gli aveva lasciato 160 miliardi, lui che è andato in pensione aveva 320 miliardi, tutti in azioni di Veneto Banca, e questi sciagurati, che poi li ho denunciati, lui era passato in banca per chiedere le carte da portare a me, e ha detto, ah Tony, guarda, riservamento di capitale, compra anche queste. Quando me l'ha riferito non ci ho visto più. E avete portato via 320.000 euro del figlio di Invaglio del futuro, adesso mi volete in bianca, sta patacca. E li ho denunciati. Quindi, istruzioni per l'uso, magari con Mario mettete d'accordo con lui. Un pomeriggio qua, chi invece non può il pomeriggio, eccetera, eccetera, fissa l'appuntamento a Vicenza, mercoledì, usualmente c'è uno di noi che raccoglie le carte in posta. Poi via email vi mandiamo la bozza, la guardate, la correggete, me la restituite, inviata, la passiamo allo studio legale, che è la nostra, così spariamo anche in scheda la raccomandata, via PEC alla banca. Con quello vi mettete a posto. Per il resto, quando siete iscritti da noi, qualcuno c'è qui lo sa già, ricevete dei report via via che sono notizie importanti, e quando capita facciamo riunioni come questa. Vi posso incoraggiare un attimino su questa strada? Poi dopo ho parlato poco, scusatemi, come argomentazione. A agosto 2012 quel famoso rating è stato messo a BB+, mi sto annoiando. Cosa vuol dire BB+? Che le due agenzie che pagava la Banca Popolare di Vicenza, Fitch e Standard & Poor's, hanno detto BB+. Allora, qui è scritto che finché il rating, la valutazione è a 3B, l'investimento che si fa si chiama investment grade, cioè grado di qualità, è un grado di investimento rischio basso, è sempre un investimento rischio basso. Quando scende a 2B e a agosto 2012 era BB+, quindi 2B, si chiama, aspetta un attimino, abbi pazienza, non investment grade, quindi è investimento speculativo. Quindi le agenzie che la Banca Popolare di Vicenza pagava per farsi dare il voto, ha detto come a scuola BB+, quindi investimento speculativo. Questo a agosto 2012. Il nostro capitolo successivo, il titolo è Il numero maledetto del 2013, 6250, perché l'assemblea del 27 aprile 2013, molto dopo, un anno dopo, di quando la banca, da organi esterni, non da Momentè, ma agenzie specializzate, ha detto l'investimento nei tuoi titoli è a rischio, è investimento speculativo, ha alzato il valore della azioni, e le assemblee hanno approvato, anche voi, perché hanno detto sono tutte belle, 62,50. Questa è la dimostrazione, non per singoli casi, ma in generale, che questi signori vi hanno non vi sto dicendo che vi hanno truffato, io scrivo spesso truffato e me ne prendo il rischio, vi hanno raccontato bugie. E quando questo qui è stato reso noto, Sorato e Zonin e Zigliotta hanno detto è un complotto. Però lo sapevano, chi loro, scusatemi, hanno pagato 2 maestri per farsi dare il voto era siete a rischio, un anno dopo avevano detto siamo così belli, per cortesia approvate che le azioni valgono 62,50. Io penso che qualunque persona normale queste cose qui le possa capire se viene informato. Se non viene informato non si può capire. In assemblea quindi voi ha già fatto la lettera o in linea per la lettera questa sera? Un certo almeno l'ha fatto anche la finanza di Vicenza, sono andati là per 2 anni. La finanza è andata dopo. Come? Veneto Banca è andata molto prima, la Vicenza è molto dopo. Poi questo discorso è molto ampio. Comunque ho scritto nella convocazione di questa sera, ho cominciato con la frase che ho faticato a scrivere. Però chi ha letto la convocazione ha scoperto una cosa importante. Pensate che voi, che dovete essere più tutelati, siete stati traditi, e voi siete risparmiatori veri, no? E invece succede che avete perso tutto. Succede che per un capovolgimento della situazione sarete i più fortunati, perché voi riceverete tutti i soldi, mentre non c'è nessuno in Italia che ha investito i soldi in un titolo bancario che rivedrà il suo capitale. Assolutamente. Faremo un monumento. Non portare questo qua.
Allora, dall'inizio dell'anno le banche mediamente hanno perso il 50%. Dall'inizio dell'anno le banche hanno perso quelle quotate in borsa. 70-80 mediamente. Poi se andiamo a molti parchi 90 ormai. esatto, ma lo dico mediamente. Allora voi pensate che il Monte dei Paschi è arrivato al 99, che il Carige è arrivato al 90, che la Popolare di Verona, che è questa banca solidissima, aveva perso l'80, l'85%. Quindi tutti quelli che hanno investito in un titolo azionario vi guarderanno con invidia, perché a voi dovranno restituire i soldi, ma non perché voi avete azzeccato il titolo, perché siete stati fregati. No, se non state fermi è così. No, ascolti signore, io vado in banca a comprare la Banca Popolare di Verona. Il titolo lo compro, mi dicono che solito, il titolo scende dell'80%. Non ho capito questo, ma con quali cause si riuscirà a vendere? Lei signora, quando... Da quello che si legge. Scusi signora, ma per forza, ma lei ritiene... Legge i giornali sbagliati. Ma lei, no, ma non solo... No, sto scherzando, No, ma signora, allora io non sto dicendo che adesso esce e va a comprarsi la macchina nuova con i soldi che le daranno. Io sto solo dicendo questo, che se noi cresciamo di cultura, di conoscenza, di responsabilità, ci rendiamo conto di tutto il contesto che siamo stati vittime di un disegno criminoso, abbiamo diritto a risarcimento. A noi non devono darci l'elemosina di un contributo di Stato, a un certo punto si era sparsa la voce in base al concetto della banca, della Boschi, che noi vogliamo i soldi pubblici anche noi. Noi non vogliamo quello. Noi infatti, se viene da me, faccio un'ipotesi, se venisse da me Cao Villa che ci ha perso Beltrame, no, quella delle ferriere, Valbruna, viene da me e dice: avvocato, si guardi a me per 20 milioni di euro, eccetera, eccetera. Scusi, è un'altra tipologia di causa la sua, perché lei non è un investitore risparmiatore, lei è un investitore e lei aveva 10 commercialisti che devono saperglielo dire. Cioè, voglio dire, io non ho qua raccolto stasera gente, infatti cito sempre il discorso del risparmiatore. Io, tutte le persone che hanno comprato queste azioni su dei presupposti che si sono verificati, cioè, diverso è, vendino signori, abbiamo la più bella stoffa del Veneto, e vabbè, si sa che quando uno vende decanta la mercanzia, quella è una parte accettabile, come quando fanno i programmi elettorali, si mexa un po', si allarga un po', no, le promesse. Non siete preoccupati per la perdita di Frati di Monteberico con 30.000 euro? Capito? Cioè, voglio dire, signora, sono convinto di questo, perché per esempio, perché ognuno per il suo punto di vista. Io, come? Lo sottoscrive? Certo, lo sottoscrivo, non ho mica problemi. Io le porto questo esempio. Ma guardi, ne sono sicuro, su questo non ho problemi, io poi torno qua e quindi voglio dire, le faccio, tanto poi nulla, a me che lei poi dopo gli abbia i soldi, non abbia i soldi, per me con la quota associativa io ho finito, non è che se lei prende i soldi mi deve portare una percentuale a casa, se non li prende, io non ho problemi, questa è la differenza rispetto agli avvocati che battono la zona, è una piccola differenza. Allora le do queste indicazioni. 1999 mi arriva una telefonata di una donna, fa conto 55 anni, sola, orfana, lavorava in un supermercato, era stata licenziata al supermercato, zona San Donato, le parti là. Chi è venuto a casa mia a 22 di maggio, la signora ha fatto un intervento, quindi è viva, non è che la racconto, una testimone vera. Mi telefona e dice: quando un fondo Conacom? Sì, una voce un po' anche indisponente, insomma, così. Io ho un problema, ho comprato dei bond argentini e tutto quello che avevo ho messo dentro, adesso mi ha detto che non valgono più niente. Dico: signora, faccia un salto qua e ne parliamo. Arriva nel nostro ufficio
e mi racconta la sua storia. Torna di orfana, senza genitori, sola, non una donna avvenente, aveva fatto la commessa sul mercato, adesso aveva lasciato a casa sul mercato, faceva pulizia nel condominio. Quindi una situazione sociale non certo brillante. E mi dice, ma come è arrivata la mente? Guardi, sono andato all'additore della banca cattolica. Poi cosa vuole che faccia, signore? Purtroppo. E allora sono andato al parroco, questo è tutto il Veneto ovviamente. E il parroco mi dice, cosa vuole, signore? Parlerò con il direttore, chiederò, c'è la banca cattolica, il parroco, la banca cattolica, c'avevano lo stesso libro, e il parroco gli dice, guarda, non c'è niente da fare, eccetera, eccetera. Allora lei va, il parroco dice, vai dal sindaco, il sindaco era da Zaccariotto di San Donato. Allora Zaccariotto mi telefona e mi dice, senta, avvocato, siete venuto qui da me, una signora, senti, guardi, mi ha contattato, è venuta, eccetera, eccetera. Questa signora aveva comprato 25 milioni, quanti erano i milioni? 25 milioni, una cifra importante per lei, 12.000 euro di oggi. Li ha ripresi tutti, 4 anni impiegati, li ha ripresi tutti, dalla banca cattolica, perché la banca cattolica ha venduto a una signora non in grado di intendere e volere il rischio di un'obbligazione argentina, e li ha dovuti pagare tutti. Azioni Cirio, Bond Cirio, la stessa storia. Come? Bravo, bravo. Qualcuno poi qualcuno poi sa che è successo questo, che le banche risarcivano il danno arrecato, no? E siccome non aveva nessuna voglia di andarsi a prendere un pezzo di carta straccia, spesso lasciavano le obbligazioni in mano a Tony, no? A questa signora qua. Poi dopo queste obbligazioni qua sono state fluidi negoziati, fondi americani, alla fine, un mese e mezzo fa, chiusa per tutti col 150% del valore capitale investito. Quindi io quello che dico, lo dico su questi percorsi, cioè su percorsi già sperimentati, in cui tempi lunghi, e infatti poi io tratto, lo dico così, non parto con le cause, se non proprio per quelle più pregnanti. Aspetto che maturi le sentenze della magistratura, che si consolidino gli orientamenti e a colpo sicuro si parte con gruppi omogenei cercando di due ricorsi, cioè, questa è la nostra azione. Dopodiché, a tavola di conciliazione, arriva la proposta, uno dice ho 100 milioni di azioni, la banca me ne offre 25 e a quello gli va bene 25, io dirò 6 mura, accettano, e va bene così. Cioè vuol dire i padroni, io lo dicevo all'inizio della prima assemblea che ho fatto, siamo entrati in questa vicenda come pecore tosate, usciremo come cittadini coscienti dei propri diritti e doveri. Quindi finalmente ci si parla, non sfogatori, ci si confronta, si cresce, si fanno le domande, si vince la evidenza di fare domande e si va avanti. Ovviamente anche qui lui l'avevo pagato per dire che cosa fosse meglio, grazie, poi ti darò un caffè. Ma voglio dire, poi ce ne sono tante associazioni, sono 14 che ci sono. Naturalmente, come le associazioni, come i parroci, anche le associazioni hanno avvocati, cioè se c'è uno che non va alla propria parrocchia perché il parroco fa brutta la predica, va da un'altra, un altro va da quell'altra, cioè poi ognuno sceglie chi più lo ispira, eccetera. Io, davanti al vostro sindaco, che ringrazio ancora perché si è esposto. Non è che si è esposto, perché vedete, la comunità, e in questi frangenti deve dimostrare di sapere creare itinerari di solidarietà vera, non blaterata, in cui ci scopre anche un rapporto di amicizia, di simpatia reciproca, perché la fiducia che ci hanno tolto bisogna ricostruire da queste cose qua. Io quello che dico è chiaro è questo: sono padre di 7 figli e nonno di 14 nipoti, quindi a me è la storia che ci invadono i marocchini, proprio io li ho fermati in maniera concreta, non lasciando il vuoto, dando il pieno. Quindi io su questo so, avete sentito che lui è laico, io sono anche un credente e faccio questo mestiere. Definisce lui, No, ma dico sono credente nel senso che faccio questo mestiere, ma non perché ho pieno di peccati, ma faccio questo mestiere perché ho avuto tanto dalla vita e mi pare doveroso i talenti che ho avuto di mettere a disposizione della mia comunità. L'ho fatto quando lavoravo, l'ho fatto quando ho smesso di lavorare,
sono stato impegnato anche io, ho fatto l'amministratore, per questo apprezzo la fatica, perché fare gli amministratori, specie di comuni che non prendi una lira e solo problemi, è ammirevole, e quindi sotto questo, questa è la mia credibilità. Il passato ha dimostrato che siamo stati capaci di vincere le cause contro Tanzi, contro il governo argentino, contro l'assenteismo dei ministri italiani, eccetera, però torno a dire, quell'articolo forte della Costituzione è veramente un pilastro, su quello io sono responsabile, e diffondetelo questo, ditelo in giro alla gente, tu non hai perso, t'hanno fregato e li vogliamo indietro, non dal governo, nemmeno da Zonini, perché per esempio i 45 milioni di euro che hanno fatto il sequestro cautelare non andranno agli azionisti, andranno alla banca. È chiaro che la banca, avendo in più quei soldi, ne avrà anche in più per noi, ma è un dettaglio. Noi abbiamo interlocutore la banca è piena di soldi, nonostante che dicono non ci sono, e poi quei soldi, tra i vari cose che deve fare, è pagare i debiti di quelli che sono stati imbrogliati. Si sa quanti soldi ci sono sì, da risarcire senza contare i vari Beltrame, però. Come dice lei che qui ma i Beltrame non vanno votati. Io credo che alla fine di questa vicenda qui tutti gli due aumenti di capitale che hanno fatti, tenuto conto che erano fasulli, perché per esempio 2013-2014 sì, sui 2013-2014 hanno fatto la Popolare di Vicenza ha fatto 1,5 miliardi, adesso aumenti e convertenti, ha fatto 1,5 miliardi, però dei quali mi pare quasi 1 miliardo era farlocco, cioè dei soldi suoi che ha prestato, li ha fatti apparire l'assessore al bilancio nel netto patrimoniale, mentre erano soldi suoi che ha prestato a uno, quindi faceva doppia bella figura, aumentava gli affidamenti, no? Perché se io ti presto 500 milioni, nel mio conto affidamenti aumentati del 5% di me, poi quello con 500 che ha preso comprava le azioni e la banca aumentava anche il netto patrimoniale. Vedo che il sindaco sta facendo un pensiero sui suoi beni comunali per un'operazione. Quindi la situazione, alla domanda è che secondo me degli aumenti di capitale da restituire saranno 700-800 milioni. Quindi 700-800 milioni, quelli che hanno fatto l'aumento di capitale. E con quelli veri, perché gli altri sono fallotti. E quelli là, ci sono. Che ci sono, quelli là rappresentano già 40-50 mila persone. No, sì, 40-50 mila persone. Quelli fuori da questi aumenti di capitale, la partita lì si apre e lì sarà più impegnativa. Lì non sono in grado di stabilire quanto. Però, voglio dire, sicuramente, questo è il mio parere, sicuramente su quelle azioni che sono state toccate, coinvolte dall'aumento di capitale, eccetera, eccetera, su quelli ci sono i soldi, è una somma umana, non è una somma umana. Quelli precedenti, la partita, secondo me, alla fine, se anziché chiedere il 65, che è un prezzo marziano, si chiede i prezzi che ho messo dentro io, la partita si può chiudere anche lì. Cioè, perché se anziché chiedere 62,50, perché tutti i 62,50 sono relativi al periodo 13-14 aumenti di capitale e quindi quelli li abbiamo già tolti. Quelli prima c'era già una 58, 55, 50, 40, i 2,50 euro del nostro amico veterano. Quindi quelli là, alla fine, se tu tieni indietro i soldi che hai dato, la banca non è che dovrebbe faticare poi tanto, perché sono soldi che hai ricevuto e li dai indietro. Almeno 5 anni, quindi tra 5 anni ci si vede. No, ma la domanda è giusta, non è che bisogna farlo ogni 6 mesi. Fatta una volta vale per se verrà fatto dei nostri amministratori, presidente e consiglieri, adesso che hanno già intestato tutto ai figli, nipoti, là giustamente nell'arco di 2 anni c'è la revocatoria, quindi si può andare a incidere e a fare, però torno a dire,
sono soldi importanti, ma soprattutto toccherà la banca. Cioè, per esempio non abbiamo toccato ma vuoi stappare la bottiglia anch'io come quelli di Treviso? No, ma quelli di Treviso, tra l'altro qui hanno fatto una cosa ambigua, cioè io stappo la bottiglia perché finalmente si è mosso il processo e sono venuti fuori i dati che mi confortano che c'era una macchina, perché fino a quando ce lo diciamo tra di noi, c'è un giudice che l'ha detto, e quindi allora io stappo la bottiglia perché finalmente tutto quello che ci siamo detti tra di noi ha trovato una conferma. Che poi il tizio vada in prigione, che sia Arsène Lupin o non so, un altro bandito, a me dispiace sempre perché ricordate che la dimensione umana non importa il delinquente, io quindi non stapperò mai la bottiglia senza non va in prigione, io stappo la bottiglia perché quando viene in prigione è confermato il disegno criminoso che mi ha fregato i soldi. Stiamo attenti, perché sennò diventiamo barbari anche noi. Posso dare un Però brindiamo, devo dire, io brindo, ma brindo in maniera nobile. Non col vino, non vino. Beh, quello non posso dare un'informazione. Secondo me sarebbe importante che partisse l'azione di responsabilità, ma è un fatto etico. Uso una parola che non si usa più, perché va a dire la banca, perché l'azione di responsabilità la fa la banca. Dice la banca è stata gestita male e mi rivalgo contro chi ha agito male. Io penso che sia, questa è la mia opinione, penso che sia difficile aspettarsi risultati concreti per gli azionisti, diciamo, quelli, io dico truffati, come ho detto, traditi, giustamente, perché facciamo un caso, non facciamo nomi, non facciamo Zonin, se mi becco un'altra denuncia, non è quello il problema. Supponiamo che qualcuno abbia 100 milioni di euro di proprietà. Supponiamo che la banca o il giudice dica, siccome sei stato responsabile di una cattiva gestione, ti sequestro 100 milioni. Quindi andiamo pari, no? Devo ir benissimo. Ha truffato, mi riprendo 100. Domanda, quello che ha 100 milioni, nel caso che avesse avuto affidamenti dalla banca per 200, mettendo a garanzia quei 100, chi rimane fregato alla fine? Non so se mi sono spiegato. È molto delicato perché probabilmente alcuni beni che possono essere sequestrati sono stati dati in garanzia alla banca per avere affidamenti. Quindi se la banca li fa pignorare, si toglie la sua garanzia su un prestito uguale o maggiore. Potrebbe essere quasi un problema. Questo non toglie che eticamente andrebbe fatto, ma il gioco che c'è sotto questo disegno criminoso, come dice lui, è questo, che chi oggi potrebbe avere dei soldi sequestrati, dei valori sequestrati, molto probabilmente potrebbe averli già messi a garanzia di prestiti che ha avuto, quindi il rischio torna alla banca. Non so se mi sono spiegato. Quindi puntate ai soldi, cioè quello dovrebbe essere la banca, il giudice, la società a dire, al di là della condanna o non condanna legale, c'è anche una condanna, una soluzione morale, e qui ognuno la faccia. Per me Zonin è comunque condannato dal punto di vista etico, ma potrebbe essere assolto in tribunale, perché sono cose diverse. Però pensate ai soldi che sono in banca, pensate al capitale, pensate ad Atlante che hanno interesse a chiudere queste operazioni e a ridarvi i soldi, quelli che vi spettano essenzialmente. Gli altri sono complicati e potrebbero essere un'arma a doppio taglio. Non so se mi sono spiegato. Sì, un esempio, prima che vedo che gente va via, volevo fare un appello agli operai e ai dipendenti della Amcor. Lì, per esempio, è interessante, se qualcuno se me lo fa. Puoi spiegare un po' l'Amcor così lo registriamo? Sì, ci vedrà domani, siamo su vicenzapiù.com, sì, domani la trasmettiamo. Mi risulta che non pochi dipendenti di questa società sono stati coinvolti in questa vicenda di comprare azioni. Allora, questo fatto, se come... Cioè, stai convinti in massa a comprare azioni? Sì, ma perché questo è un po' il meccanismo contagioso, no? Cioè un gruppo si fa carico, uno si fa carico, informa, eccetera, e alla fine si è tutti indotti a un comportamento su un presupposto convergente che, siccome lo fa, come per l'aumento di capitale, siccome tutti compravano le azioni, allora ho fatto anche l'aumento di capitale, perché è una garanzia. Questo fatto impoverisce una comunità aziendale. E sotto questo profilo qui
mi pareva importante fare questa denuncia, magari se ritenendo opportuno, valutato, eccetera, potrei anche scrivere all'azienda. Sarebbe anche emblematico e significativo che una riunione in cui raccogliamo i dati la facessimo addirittura in azienda, cioè a dimostrare che l'azienda fa quel welfare sociale che è la nuova frontiera del rapporto che ci deve essere in una comunità. La butto lì come un'idea, io sono rimasto impressionato a pensare che diciamo, quando c'è un accordo aziendale collettivo l'aumento di 100 euro è festa in azienda, si sta con un accordo tra virgolette collettivo che ha portato via dai 10 ai 20 mila euro al minimo a ciascuno. È un dramma di poco conto, cioè non è più un dramma singolo, cioè è tutto un gruppo di lavoro che è demotivato e sfiduciato. Ecco, secondo me era una cosa che mi aveva colpito, quindi chi c'è si faccia un pensiero, perché a me pareva interessante sempre il Novecento è stato l'anno, lo dicono i filosofi, i sociologi, il Novecento è stato l'anno dei sindacati e il 2000, questo terzo millennio, dovrebbe essere l'anno dei diritti del consumatore, ma del cittadino consumatore, cioè di una persona responsabile, di un utente responsabile. Così una società è fatta da cittadini responsabili, altrimenti noi stiamo diventando un po' tutti passivi, no? Subiamo tutto, no? in maniera anche singola. Invece mi pareva importante attraverso questa via creare anche una relazione positivamente aziendale, però ogni azienda, io ho fatto per tanti anni il direttore personale e ho trovato aziende in cui questo discorso andava bene e aziende in cui mi fucilavano, quindi sono preparato a tutte e due le versioni. C'è una domanda prima di... Abbiamo pazienza un attimo, sentiamo un po'. Poi c'è il sindaco, andare via o traccio il sindaco, prego. Non è un calcio pudore però, Ma volevo chiedere sullo scavalcamento delle azioni, della richiesta di vendita. Io ho fatto richiesta il 5 gennaio 2015, trovo tardi? No, sicuramente ha pagato dopo. Perché la riforma Renzi è stata verso il 20 gennaio. Non c'entra, il Fumezzi non c'entra. Guardate, ogni tanto infilano qua il governo. Anche là, vabbè adesso prendiamo, anche la trasformazione in SPA. Chi ha votato la trasformazione in SPA? Abbiate il coraggio, sulle mani, chi ha votato per trasformare l'azienda in SPA? Più o meno tutti, no? Più o meno tutti. Perché? Perché avevano detto che così si lavava la banca. Capito? E invece così avete 10 centesimi. Invece se non si faceva l'SPA doveva essere lo Stato, allora sì, che interveniva, perché entro dicembre doveva trasformarla, era lui che compiva l'atto, ma si assumeva la responsabilità degli effetti dell'atto. Oggi lo Stato in teoria dice, l'avete cambiata voi, con 1 anno e mezzo di anticipo. Ho visto poche mani alzate. Adesso, no, ma perché hanno paura che li picchio, ma noi devo dare atto che quelli della Vicenza sono stati molto più responsabili e coraggiosi di quei pecoroni della Veneto Banca, perché la Veneto Banca il 3%, 2% ha votato contro, 1% ha sostenuto, 97% di Berotti a applaudire, con Zaia in prima fila. A Vicenza e gli ho detto a Zaia, tu non devi stare qua, devi andare sul palco, sul palco a dire, io, è sempre lì che io sono con la gente tra risparmio tradito. E invece lui era sempre lì a fare, adesso non vengono più alle assemblee. Però è stata una responsabilità politica, però non ne parliamo oggi. Quel voto degli SPA è stata una sciagura. Comunque prego sì. Noi ha detto che se non si votava... Sì, lo so. Un bel vedere almeno. Avranno perso le speranze. Sì, ma voi avete fatto tutto quello che vi hanno detto e avete 10 centesimi. Io vi assicuro che non avessimo votato, adesso avremmo un commissario della Banca d'Italia o del governo che avrebbe dovuto fare la trasformazione in SPA e a noi dirci, amico mio,
Nelle carte che voi firmavate c'era scritto investo con fini quadratino mutualistici e con fini speculativi. Le vostre domande sono tutte con fini mutualistici. E se io investo con fini mutualistici lo faccio ai sensi del 47 della Costituzione, non ai sensi del Wall Street speculativo. E se io scrivo mutualistico non c'è roba che tenga, poi il signor Rossi gli ho detto di non farlo, eccetera, eccetera. E se noi la cambiavamo, perché poi se non si fa la storia, noi avremmo avuto la possibilità di dire Stato, governo, tu hai voluto cambiare in SPA, fatti tuoi. Io sono partito con una banca mutualistica di solidarietà del territorio, la cambi e mi dai l'uscita. Invece non ci hanno trattato come sorci, ci hanno fatto affondare con la nave, 10 centesimi. Quello lì della crollo delle azioni? Quello del crollo delle azioni? Questo è quello di oggi, altro crollo, sì, li ho preso tutti e due. No, questo qua che ho detto era di domenica, quello dall'inizio dell'anno. Prego signora, scusi. No, mi sono alzato perché ero stanco. Ah, basta. Grazie. Io, siccome immagino stiamo andando verso la chiusura, ci tengo uno a ringraziare naturalmente prima di tutto voi, oltre a Codacons appunto che ha dato la possibilità di confrontarsi su questi temi per tutti voi. Due considerazioni per chiudere. Uno, di queste non è solo una questione anche di banche che vanno male, penso sia fondamentale nel ragionare in termini di cambio di mentalità anche rispetto al nostro tessuto produttivo. Noi veniamo nel nostro nord-est, è stato appunto che ha portato al progresso, sta in questi ultimi decenni passando da produzione, di investimenti di produzione di economia vera a economia speculativa. E purtroppo questa crisi bancaria che ha messo appunto in crisi i risparmiatori, come siete voi e come siamo noi, è anche frutto di questo cambio di mentalità. Cioè questi anni di crisi, l'economia vera, quella dei nostri nonni, dove si produceva effettivamente qualcosa, si è tramutata spesso in economia di speculazione, dove la parte di produzione vera e propria era solo una parte, purtroppo. E secondo aspetto, ecco, chiudo, e torno a voi risparmiatori, ai cittadini. Nel momento in cui qualcuno, io ho un parente, adesso qua faccio una velocissima divagazione, che è abituato a fare investimenti speculativi, naturalmente mi racconta solo quando funzionano, non mi racconta mai quando vanno male. No? Però qui attenzione, perché non è questo il caso. Qui dobbiamo tirar via quella parola che qualcuno si sente che è la vergogna. No, vergogna non c'è nessuna vergogna, qui c'è il fatto che qualcuno sia stato truffato e quindi è importante che su questa cosa qua ci passiamo parola, vi passiate parola, perché chi ha subito queste cose non deve provare sentimenti di vergogna perché non ha fatto delle cose strane, per cui ha preso una fregatura, appunto, e quindi il fatto di mettersi insieme, poi decidete voi come, in che modo, mettersi insieme dà più forza a ottenere semplicemente quello che spetta di diritto, Questo in altri stati avviene da anni. Noi stiamo arrivandoci facendo pressione come consumatori, perché guardate che se i cittadini vanno ognuno per la sua strada, contano poco. Se invece si mettono insieme e chiedono quello che è dovuto, allora si ottiene. Io vi ringrazio ancora e quindi vi invito anche a passare parola rispetto a chi non ne vuole neanche parlare più di queste situazioni. E la mia conclusione, siamo completamente d'accordo.